con il primo tentativo di Michelangelo, con il recupero di Matteus che cerca di farsi spazio. Ancora Michelangelo da posizione defilata. Victor Mello fermato, attenzione, la parata miracolosa di Ducci. Che cosa ha preso su Matteus? Galletto per il destro al volo di Alex, mamma mia, poi la rivedremo. Ancora la risposta qui con Michelangelo, la finta e controfinta, non arriva il passaggio, proteste per un presunto contatto in area di rigore, ma siamo già dall'altra parte con Galletto che calcia e Gattarelli che la tiene. La giocata fermata da Alex, lo scarico per Preà, ancora il destro sul fondo, la chance adesso per la Sandro Abate, lunga rincorsa col mancino, ci prova Victor Mello. Preà, ancora la giocata fantastica, il salvataggio sulla linea di Michelangelo. Due su di lui, colpo di tacco a servire Bueno all'indietro. La finta per portarsi il pallone sul mancino. Batte Alex. Destro fermato da Gattarelli, quasi in bugger. Il passaggio di ritorno per Galletto che ha un po' di spazio. Può servire Preà, invece calcia e prende il palo. Di Luccio. La giocata splendida ancora, Preà calcia e trova il gol. Sempre lui, sempre il 25. Il tocco per il sinistro di Victor Mello che la spedisce in fondo al sacco. Victor Mello. Il sinistro fermato alla barriera e poi arriva Galletto. La giocata dell'11, l'uscita di Ducci e poi il palo clamoroso colpito dal Pomezia. Dudu, lo scarico per Tiaghigno, calcia e trova il gol che dimezza il passivo, il numero 10. Dopo l'occasione clamorosa di Raubo, Tiaghigno trova lo spazio giusto per affondare il colpo. Raubo destro, quasi all'incrocio dei pali. Matteus il destro. E qui Alex al volo col destro, Gattarelli c'è. Di nuovo Preà. Calcia col destro. Avanza Ducci, c'è un po' di spazio, Ducci può anche calciare, lo fa e diventa un assist per Botta. Matteus calcia col sinistro sul fondo, nuovamente Tiaghigno dentro Raubo, la giocata del 7 che non trova lo specchio della porta. Avanza Matteus, calcia col sinistro tra le braccia di Ducci. Preà, il duello, Preà calcia fermato in extremis, poi ancora ci prova. Ancora un po' di spazio per l'area dentro, attenzione l'anticipo di Luccio, lo schema che non riesce e può ripartire Alex, attenzione Alex, cost to cost, il destro sul fondo, incredibile. Prova col destro Ducci in due tempi. Galletto, la giocata per l'appoggio, ancora Galletto, Gattarelli si oppone. Non è riuscito a trovare l'impatto con il destro Galletto come avrebbe voluto, ma siamo nuovamente ancora con la ripartenza di Galletto, 2 contro Gattarelli. Galletto per Victor Mello che la spedisce in fondo alla porta per la terza rete della Sandro Abate. Matteus, Bueno, dentro il taglio, il suono della sirena che sancisce la vittoria della Sandro Abate 3-1 contro la Fortitudo Pomezia. È stata una bellissima partita.